Inizio ad Alberto Sonia, grazie per la vostra partecipazione. Possiamo tenere i livelli sul palco, magari dei microfoni un pochino più bassi, così evitiamo che inneschino. Abbiamo un altro ovviamente amico, esperto soprattutto di tradizioni popolari, Salvatore Angelo Pisano. Nei suoi quaderni Ballare in Sardo parla di lui, descrivendolo davvero come un ballerino dalle grandi capacità. Ovviamente lui ha speso anche la sua vita nell'insegnare alle altre persone, quindi anche ai più giovani, a ballare in sardo. Accompagnamento delle Lavendas e ballo, quale rapporto? L'applauso per Tonio Spiga. Cordiale salute a tutti. Abbiamo visto il filmato che ho fatto vedere sui balli campidanesi e il ballo che ha fatto il gruppo di San Vito e Balli di San Vito. Quindi cosa abbiamo notato in questo? Che ogni zona aveva la sua particolarità di interpretazione. Abbiamo visto il gruppo il Balli di San Vito e le varie successioni di passo che hanno fatto in base alla sonata. Abbiamo visto i ballerini del filmato, le variazioni loro, le loro interpretazioni in base alla loro zona di provenienza. Quindi ogni zona, pur molte volte pur essendo paesi vicini, avevano delle loro caratteristiche differenti l'uno dall'altro. Io parlo soprattutto per quanto riguarda il mio circondario, Quartuccio e zone limitrofe, i paesi dintorni, perché ogni zona poi aveva la sua caratteristica. Io tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 ho intervistato parecchie persone nate nell'800, persone di 40 anni, sto parlando di 40 anni fa, che allora potevano avere 80, 90 anni, sia uomini che donne, e mi raccontavano le loro esperienze e tutto quello che succedeva nel ballo tradizionale. Quindi loro hanno vissuto pienamente le loro tradizioni, quindi mi hanno raccontato tante cose. Peccato che non avevo la cinepresa e non potevo riprendere tutte queste belle testimoni. Comunque molte cose mi sono rimaste impresse, che le amavo e quindi non le ho mai dimenticate. Allora, il ballo campidanese è costituito da una scala musicale, nella Unerisana tutta una scala musicale di passaggi, e quindi inizia dall'introduzione, dal primo passaggio di ballo all'ultimo passaggio di ballo. Quindi il nostro ballo soprattutto è molto articolato nei passaggi rispetto ad altre zone come il Medio Campilano. Quindi noi abbiamo vari passaggi, in base alla suonata si cambiava il passo, però va dalla A alla Z. Cosa vuol dire? Che il suonatore inizia con un passo e mano a mano vengono gli altri passi. Durante un passaggio all'altro ci sono degli intervalli di passaggi liberi, dove lì il ballerino interpretava un po' il suo ballo, poi entrava nel passaggio successivo. Poi ritornavano e il ballo in genere era chiamato Suvassolo Ra, comune un po' a tutta la nostra zona, cioè il passo in tre battute avanti e indietro. Poi per le variazioni di passo, il suonatore durante la suonata dava gli avvisi, ti faceva capire quando stava arrivando alla variazione del passo successivo. Se io devo fare su Vassa Puntao, sono dei particolari passaggi, soprattutto presieduti dai Survias, dove ti dice che sto arrivando a Suvassa Puntao, quindi il ballerino che conosceva la scala si preparava per fare Suvassa Puntao, come si poteva preparare per fare Suvassu ad Usu o Suvassa Dres. Non è che il suonatore suonava così il ballerino, no, era il ballerino che seguiva la scala e doveva essere il suonatore bravo a interpretare i passaggi musicali mediante la scala. Poi aveva degli spazi suoi liberi per poter interpretare le varie tonalità, le varie frasi, che si chiamano i novas. I novas sono le varie frasi musicali del nostro ballo. Poi adesso faccio la dimostrazione dei vari passi e poi faccio il ballo per intero. Allora, cioè ripeto che ogni zona, anche tra paesi vicini, c'erano delle differenze. Per esempio, se noi chiamavamo, per esempio nel Sardo, il passo che fanno veloce in avanti si chiama Sugurrigur. Noi in genere chiamavamo passo di Florigiaso a Nantes. Oppure un nome che noi diamo a un passo, per loro ha un altro nome. Però
in effetti come avete visto ci accomuna un po' in genere, è simile un po' a tutti comunque, sono piccole differenze come abbiamo potuto notare. Adesso una cosa volevo dire che ci tengo a dire, quando balliamo il ballo campidanese sappiamo che i balli sardi sono tutti nati con il ballo tradizionale tondo, sul ballo dungo, non per niente diciamo sul ballo dungo. E adesso durante le feste, le rassegne di incontri di ballo sardo, soprattutto il campidanese, vedo che lo ballano tutti in coppia, chi a destra, chi a sinistra, in mezzo, al centro, un po' con una grande confusione, mentre il ballo è nato per essere ballato in tondo, tutti a mano rigata, quindi sarebbe il caso di rifarlo proprio in modo tradizionale, per seguire anche bene la scala musicale. I ballerini che magari non conoscono ancora le variazioni del ballo, oppure hanno un passo un po' diverso dal ballo che sta ballando, possono stare sempre in cerchio, magari ballando a coppie separate, però sempre in tono, e ognuno fa il suo passo, perché altrimenti non riusciamo a rappresentarlo nel modo in cui veramente è nato il ballo tradizionale tono, capito? Poi se uno si vuole fare un po' di destrezza nel ballo, esce, uscivano, facevano un po' il loro passo e poi si rientrava. Però è sempre a ballo tono. Io vedo che quando sono all'anno Dorenza, chissà perché, la fanno tutti, fanno un bel cerchio, ballo tono. Perché la logoresa in coppia non le puoi ballare, perché è incatenato. Fanno solo la saldese di Rinnovino di Santa Vittoria e tutti belli a ballo tono. Non capisco perché il ballo campidanese si balli a coppie separate e in modo molto chiassoso. Chi sbatte da una parte, chi all'altra. Perché? Perché non sanno l'ordine di come si balla un ballo. Si deve ballare a ballo tono. Poi ripeto, se una coppia lo fa in un modo diverso, sta in tono, magari non si incatena con quello che è vicino perché magari ha un passo diverso, però almeno il ballo è ordinato. Giusto? Ok? Adesso facciamo le varie rappresentazioni dei vari passaggi del ballo. Allora, adesso rappresentiamo, facciamo una suonata a mediana pipia. Naturalmente le suonate sono varie del ballo campidanese, c'è mediana pipia, fiorafi, fiorega, appunto d'organo. E le differenze, perché uno dice mediana pipia, fiorafi? Molti non lo sanno, dico, qual è la differenza? Il ballo è sempre quello, i passaggi che trovi nella mediana pipia, li trovi anche nel punto d'organo, li trovi sul fiorafi. Alcuni invece sono specifici del destra mediana, alcuni specifici del fiorafi. Però i vari passaggi, la differenza è nell'accordo e soprattutto nella distanza dei fori. Ecco perché si differenziano le suonate, però il ballo più o meno è quello, non è che il passo cambi più di tanto, cambia un po' la cadenza da mediana pipia al punto d'organo, cambia la cadenza dei furias, per esempio, però diciamo che il ballo è sempre quello. Quindi ogni concerto, ogni accordo di La Medesa ha la sua caratteristica, sia di cadenza che di passo. Okay? Adesso iniziamo con la mediana pipia e il ballo iniziamo con un livello di introduzione per preparare i ballerini al ballo. Adesso Graziano ci fa sentire l'introduzione della mediana pipia, così vediamo un po' come si sviluppava un ballo campionato. Introduzione. Il ballerino si preparava, come ha fatto anche il gruppo di Villa Pucci, ha smontato faceva la preparazione del ballo. Questa era la preparazione per dare la spinta poi a iniziare il ballo. Poi c'è il primo passaggio, il passo principale che inizia col suo passo normale, quel passo in avanti e tre indietro. Con un andamento lento del cadenzato. Poi c'è una successione di un passo molto importante che era il suo passo d'uso.
2 punti. Poi c'è Suvas Vedrese. Sulla seduta era questo 1 e 2, era questo. Poi abbiamo su Alto Prorigiao, cioè i passaggi diciamo un po' veloci dove il bambino si poteva destreggiare come voleva. Poi c'è il Suvas Puntao, arrivano il Surias, il passaggio più di Ciampita e un passaggio di Surias, il passaggio principale di Surias. Anche qui il ballerino interpretava i suoi passi personali. Poi arriviamo a Suvas Puntao, che è uno dei passaggi più importanti del ballo campionese, molto conosciuto. Guardi la tua facoltà. Notte continua. Poi c'è il suo atto bravo. Il passo molto importante che hanno tutti da zona è il Suvasso Obra, oltre al passo d'Obra una tanto indietro. Poi c'è la nota del Suvasso Obra, quello che riporta il passo all'indietro, molto conosciuto anche questo e molto ballato. Questo è la Suvasso Obra. Inizio col passo normale. Guarda, non si ripassa all'indietro, invece di riportare avanti si riportava tutta all'indietro. E poi riprende, in genere prende con una spinta a passadresi per riportarti al ballo. Poi ci sono le note, poi c'erano sotto un passaggio di fioriture, sino ad arrivare alla conclusione del ballo, che il ballo si conclude con delle note molto diciamo, veloci, molto articolate, perché si va a chiudere con un certo vigore, con una certa... Fai le note di chiusura, che erano importanti anche per loro. No, le note di chiusura del ballo. Fai la chiusura del ballo. E chiudiamo. Naturalmente il discorso del ballo campidanese sia come passi che come musica è molto lungo, c'è molto da dire, però stringiamo perché ci vorrebbe un'ora solo per spiegare i passaggi musicali e qualche ora per spiegare tutti i passi. Tonio, allora facciamo una cosa, io ti prendo il microfono, così abbiamo la possibilità di avere il ballo e soprattutto di salutare un altro amico che ci ha raggiunto, anche perché sono i giovani, la forza di un percorso che ovviamente si rinnova e si proietta al futuro, quindi un saluto anche a Graziano Montigi. A voi.